Allora, la patata, La passerà al replica, dottore. la replica che non è semplice perché è un discorso complesso questo qua. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica per capire senza fare accertamenti. È chiaro che però gli accertamenti non devono diventare però il sistema per diciamo, delegare ad altri la risposta che bisogna dare. Cioè la provocazione per riassumere chi si fosse sintonizzato adesso, qual è Sì, è stata che l'hai quella che ricevuto? il medico di famiglia prescrive troppi accertamenti, diciamo, no? Specialmente di diagnostica e, Forse non è in grado di prendersi bene in carico è del anche paziente. costretto a farlo per questioni medico-legali, perché molto spesso Ma sono poi i pazienti accertamenti. lo chiedono, lo pretendono a volte, no? Ecco, adesso arriviamo a due Certo, fattori. Uno che è quello relativo allo specialista ospedaliero certo. che prescrive l'accertamento e poi c'è la richiesta pressante, e vi dico è vera, di molti utenti verso l'accertamento. Gli accertamenti non è che siano così leggeri dal punto di vista economico, una risonanza magnetica contro un TAC, oltre che a esporre per l'attacco a un rischio radiologico non indifferente, costano dai 300 ai 500 euro, quindi sono cose che andrebbero valutate. Il tentativo qual è? Di esercitare una certa competenza nel rapporto fiduciario verso la persona, spiegando alla persona il rischio-beneficio di quello che fa e l'utilità che può avere per sé. A volte è possibile, a volte non è possibile. Però per ridurre questa, diciamo, pletora di accertamenti, la nostra idea, il mezzo è quello dei percorsi, perché il percorso permette un coordinamento anche per gli accertamenti con l'ospedale, con lo specialista ospedaliero, è quella famosa integrazione ospedale-territorio che è difficile perché la mentalità ospedaliera è ancora vincolata a tutti gli accertamenti, d'accordo? E quindi questa integrazione vuol dire ci mettiamo d'accordo che quel paziente, una volta delineato bene, deve fare questo percorso e questi accertamenti li deve fare con questa tempistica, li deve fare così, permette due cose. Primo, ridurre di un certo grado gli accertamenti non opportuni. Dall'altra parte permette di curare meglio il paziente, cioè di riuscire a cogliere le complicanze di certe malattie in tempo per poterle curare. È chiaro che tutti questi interventi non sono, come dicevate prima per altri aspetti, non sono interventi che danno una risposta immediata domani. I tagli danno una risposta subito, giusto? Questo lo sentiamo tutti i Sì. giorni, no? Questi non sono interventi che ci daranno una risposta domani, ce la diranno forse tra qualche anno, tra 2 o 3 anni. In che cosa? In diminuzione di eventi. Cosa vuol dire? Eventi vuol dire l'ictus cerebrale, l'infarto del miocardio, d'accordo? Allora, queste cose qua, tutto sommato, vanno pesate, ma si devono pesare più tardi, non si possono pesare subito. In questo momento in cui c'è tutto questo riassetto economico, probabilmente sono quelle che vengono un attimo più trascurate, perché vedremo poi, no? Però bisogna lavorare da subito in questa direzione, perché cosa vuol dire? Vuol dire quello che diceva lei, ricovero il paziente anziano, sta male e va in ospedale, torna a casa dopo 8 giorni di missione protetta, tutto quello che vuoi, sta a casa 15 giorni e poi di nuovo ospedale. Ma cosa può voler dire questo? Vuol dire che la rete familiare non è continente verso quella persona, non si sono organizzate. Sia le Ma non è strutture in grado di fare la rete familiare in sé per sé, non riesce non riesce a farlo, cioè c'è qualche. realisticamente, Ma poi possiamo usare ad esempio pochi esempi virtuosi, ma non ha neanche le capacità, una famiglia È chiaro, normale. è non si comunque un può sintomo, è un pretendere che il sintomo, familiare diventi un Bravo, infermiere e tutto il eccolo resto. là. Cioè, è non comunque un sintomo chiaro che sul territorio i servizi non funzionano. Sì, ecco, dire che così che i servizi funzionano, le esperienze sono variegate, variegate. insomma, ci sono aree dove funzionano e aree dove non funzionano. Nel Veneto, tutto sommato, non è che bisogna lamentarsi, perché io confrontandomi con quello che succede in altre regioni direi che non ci si può proprio per nulla lamentare. Certo che sono cose che vanno affinate, che vanno potenziate, che vanno controllate, che vanno gestite, forse, non so, adesso non voglio dire, ma bisogna, diciamo, gestire tutto questo impegno e queste persone, perché
i controlli vanno fatti, vanno stabiliti degli indicatori di risultato e bisogna andare a intervenire dove serve. Ecco, però le faccio un esempio per stare molto concreti. Sono ben lontano dal venire, in effetti. Chiedo anche a entrambi un po' l'intervento. L'esempio pratico, sono una persona anziana che ha bisogno anche di una riabilitazione fisica, post-traumatico, quello che è. Se viene lasciata a casa in carico alla famiglia la porterà a farsi la riabilitazione una volta, 2 volte, 3 volte, poi non ce la fa più, cioè viene essere deputati a questo. Viceversa, se c'è una struttura assistita intermedia che prende carico la persona nel post-operatorio, classico frattura del femore, certo, della situazione, magari ti porta all'autonomia nuovamente della persona anziana, che possa andare se non altro a farsi la spesa, andare al bar con altri anziani, socializzare, non restare a casa. Questo è esatto, però non è diffuso dappertutto, perché ci sono delle situazioni dove la persona, o anche da sola a casa resta, non c'è l'accompagnamento, non può essere che magari il fratello anziano o il figlio possa accompagnarlo, cioè questo magari c'è nell'USL di Vicenza, di dove è lei, c'è nel Mirano, ma non c'è da altre parti. Quindi questo intendo dire, cioè perché la struttura intermedia ha un ruolo fondamentale per evitare che la persona degeneri o resti in una situazione di inabilità che è ancora peggio, perché come diceva appunto Berti, attenzione, dove questo non esiste, ai noi, chiedo anche a lei adesso. Allora, certamente ci sono dei livelli di pensiero. Allora, da un certo punto di vista è chiaro che ogni ULSS e ogni territorio, quindi conferenza dei sindaci e aziende sanitarie, hanno un compito di programmare e di, come dire, pensare che devono essere realizzati alcuni servizi e deve essere diversificata l'offerta, e questo è un compito programmatorio, politico. Quindi, come dire, anche rispetto a questo, più sono sensibilizzati i territori, i soggetti che in qualche modo sono anche deputati a fare da stimolo alle amministrazioni comunali, alle direzioni sanitarie, meglio è. Come dire, è il locale che conta in questo caso, perché per molti aspetti questa funzione appartiene proprio alle aziende sanitarie. D'altro canto, e qui lancio spezzo una lancia in favore dei medici di medicina generale. Io credo che chi lavora nei territori sempre di più debba fare i conti con questa logica differente dal sanitario, è proprio la logica sociale. Cioè il medico di base, per forza, lavorando e presidiando i territori lì, non può fare a meno di considerarsi in questa prospettiva, e quindi deve in qualche modo uscire dalla logica solo del guarire. Deve proprio prendersi cura, e questo vuol dire anche andare un po' oltre, no, la funzione sanitaria, ma dire, beh, forse per questa persona si possono coinvolgere i servizi. Ma succede questo a livello pratico? Succede, e io ho ritorni di medici di base che dicono, in effetti, quando fanno questo passaggio e come dire, ne fanno di necessità virtù, lavorano meglio e sono anche più gratificati, perché il problema non ritorna nella stessa misura, ma come dire, si fronteggia in più persone, in più enti, e si lavora in rete. E questa è veramente, no, la sfida del sociosanitario, lo ripeto, perché è la sfida della complessità. Perché effettivamente qui non si tratta di prescrivere una medicina, ma si tratta di prescrivere una medicina, che il paziente voglia prenderla, che ci sia un familiare che... Cioè c'è tutto no? E per non parlare poi di quando si tratta di problemi sanitari importanti, come la necessità di un ricovero, di una riabilitazione, quindi... Stiamo parlando di questioni che meritano... Io aggiungerei complessità, perché per esempio mi è successo in un dibattito recente dove c'era un altro medico di medicina generale, insomma un po' di operatori del territorio, di affrontare il tema per esempio dell'educazione alla salute, perché anche questo a proposito di prevenzione, io riesco a fronteggiare o a rallentare, diciamo, la non autosufficienza nel momento in cui ho
un medico di base che sa spiegarmi che cosa c'è sul territorio in caso di bisogno, mi attiva tutto il percorso assistenziale, c'è la struttura nel territorio, ma anche se imparo con l'aiuto di qualcuno a convivere con quello che mi sta succedendo, perché appunto si dice, ma io che ne ho qualcuno meno già ci convivo, con delle polipatologie che sono all'inizio lievi e poi insomma tu cerchi di tenere sotto controllo il più possibile, come per esempio la pressione, mi viene in mente che a volte invece di prendere la pastiglia, che è la cosa più semplice, basterebbe che uno facesse 20 minuti di camminata, se lo sa, 20 minuti di camminata al giorno e magari invece di una pastiglia intera ne prende mezza o addirittura non ne prende neanche. Allora, educare alla salute, che dal punto di vista del costo è veramente banale, per dire, ci sono delle esperienze eccezionali a cui hanno aderito anche molti medici di medicina generale, penso per esempio a Rovigo, sulle camminate, non mi ricordo il titolo di questa iniziativa, e in cui mentre tu insegni alle persone a convivere con le proprie malattie, a fronteggiarle, a convivere con un corpo che cambia e glielo spieghi, no? Per cui questi non gli viene in mente di andare a farsi fare tutte le cose per continuare a rimanere giovani, imparano a curarsi anche autonomamente, facendo appunto un'alimentazione sana, un'attività, ma questo tutti i soggetti dovrebbero farlo, anche i soggetti del volontariato dovrebbero dare una mano, o i farmacisti per esempio, che sono un altro bel presidio territoriale a cui si chiede molto poco, soprattutto no, anche in questa regione, dappertutto, anche in questa regione, e che potrebbero invece essere coinvolti a proposito della rete. Insomma, bisognerebbe appunto, visto che la società sta cambiando con una grandissima difficoltà e i soldi sono finiti, sono quelli e bisogna farci i conti, provare ad attivare tutte le belle competenze che ci sono per metterle a disposizione appunto di progetti territoriali, regionali, eccetera, che insomma, abbiano come obiettivo appunto il fatto di vivere meglio gli anni che abbiamo di fronte, ma insisto, ci vorrebbe anche chi tutto questo processo che è altrettanto complesso lo stimola, lo fa vivere, lo mette assieme e gli dà dei compiti, perché poi la valutazione sull'esito, cioè deve essere un patrimonio messo a disposizione di tutta la comunità, perché io sono anche stimolato come operatore nel momento in cui appunto vedo i risultati, certo. No? E se adesso se quei risultati lì li ottengono 10 operatori che si mettono, 10 medici di medicina generale che si mettono assieme per dare un servizio diverso, beh insomma se questi risultati diventano pubblici, una sana concorrenza in questo senso può aiutare, ma la stessa cosa anche mettere assieme modelli organizzativi di servizio diversi, come per esempio appunto il centro servizi aperto nel territorio che magari c'ha anche il pezzo del centro diurno e potrebbe assolvere a fronte di tutti i posti che magari rimangono vacanti perché le persone non si vogliono più far ricoverare nelle case protette per le ragioni che qui abbiamo già detto. Ma anche lì è un fattore culturale da superare, cioè dal momento in cui sì, ma vanno superate le vecchie case di riposo, capito? Perché appunto non ha più senso mantenerle così com'è, se si attivano gli ospedali di comunità come diceva il dottore prima. Se invece devono continuare a svolgere funzioni di lungodegenza, beh, allora si dica però, cioè, queste cose non stanno scritte. Allora, torniamo all'ultima parte della trasmissione, dobbiamo toccare anche l'aspetto ticket, sì. Che è un'altra questione della vostra, a livello penso unitario, che sia condivisa. Andiamo in pubblicità proprio rapidissimi e concludiamo e vediamo anche un po' di tirare le fila di tutti i discorsi.